di via Carlo Alberto, venduta da Fondazione Cassamarca al fondatore dell'azienda di riciclo Aliplast di Strana per 12 milioni di euro. In mattinata la firma del preliminare e l'annuncio a sorpresa. Camorra, 50 arresti e decine di indagati, sgominata la più vasta organizzazione criminale mai registrata in Veneto, estorsione, droga, prostitute, usura, voto di scambio, per la prima volta un sindaco coinvolto con la mafia. E sono 7 le persone residenti nella Marca coinvolte nell'inchiesta sul clan dei Casalesi in Veneto, 3 sono in carcere, 2 per associazione mafiosa, 1 per concorso esterno. L'influenza miete un'altra vittima, una cinquantenne debilitata per un tumore, non ha superato l'infezione ed è morta a Conegliano, intanto è boom di ricoveri per influenza. L'accordo tra l'ex amministrazione comunale ed il gestore telefonico Iliad rischia di far spuntare a Treviso decine di nuovi tralicci. Il sindaco, infuriato, battaglia per evitare la devastazione. Granate della Grande Guerra custodite incautamente da un collezionista di Crespano. Oggi le bombe sono state fatte brillare dal terzo reggimento Genio Guastatori. Gli studenti del liceo Marconi di Conegliano batteranno a tappeto tutti gli esercizi commerciali della città del Cima per un progetto di alternanza scuola-lavoro, obiettivo la mappatura digitale dei negozi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei TG di Antenna 3. In primo piano il futuro dell'ex questura di via Carlo Alberto, ormai in disuso da anni. In mattinata la svolta sorpresa, un noto imprenditore l'ha acquistata da Fondazione Cassamarca per 12 milioni di euro. Sentiamo. In tarda mattinata Roberto Alibardi, il re del riciclo della plastica, presidente della società Aliplast di Ospedaletto di Strana, firma l'accordo preliminare per l'acquisizione dell'ex questura di via Carlo Alberto a Treviso, uno dei cosiddetti punti neri della città, rimasto da anni da riqualificare, quando il cosiddetto risico immobiliare orchestrato da Comune e Fondazione Cassamarca, causa crisi economica, si inceppò. La notizia arriva a sorpresa, il nuovo presidente di Fondazione, Luigi Garofalo, convoca la stampa all'ultimo minuto. 12 milioni di euro per acquisire l'immobile, 600.000 euro l'anticipo. Un'area di oltre 7.000 metri quadrati con un'ampia zona da destinare a parcheggi, e questo per Alibardi sarà il valore aggiunto dell'operazione. L'idea è seguire un po' il progetto iniziale di Fondazione legato a creare una struttura, diciamo, di carattere residenziale e commerciale, a uno spazio di diciamo, area aperta molto interessante che può diventare ospitale per chi vuole risiedersi o lavorarci. Alibardi, 59 anni, non è nuovo a operazioni di questo tipo. Nel 2018, per una cifra analoga, acquistò lo storico Palazzo Sterna a Venezia. Ci teneva, sottolinea, a fare qualcosa di significativo anche nella sua Treviso. Presidente, insomma un bel colpo dopo pochissimo dal suo insediamento. Mi pare che attesti vie più la bontà della scelta di inserire online schede molto dettagliate su tutti gli immobili, peraltro belli di per sé, della Fondazione. Fortuna ha voluto che abbiamo anche incontrato un partner particolarmente attento alle esigenze della città, certamente anche a spinte imprenditoriali e anche, non da ultimo va segnalato, a motivazioni di ordine culturale. Sì, perché Fondazione tornerà a promuovere conferenze pubbliche grazie alla cifra di 100.000 euro che Alibardi metterà a disposizione. E un altro passaggio chiave potrebbe essere imminente. Il 28 febbraio il Consiglio di Caspineda discuterà la proposta di Camera di Commercio per l'acquisto della sede all'Appiani. Con la Camera di Commercio, l'abbiamo detto tante volte, vi è un proficuo scambio di opinioni che io spero, ma lo spera allo stesso modo il Presidente della Camera di Commercio, di addivenire a una conclusione amichevole che superi il contenzioso in atto e realizzi quello che i due enti avevano progettato ormai tanti anni fa. Ed ora il blitz anti-Camorra, la più importante operazione contro la criminalità organizzata in Veneto: estorsione, droga, prostituzione, usura, voto di scambio, e per la prima volta nella nostra regione anche un sindaco coinvolto con la mafia. Sentiamo.
La più importante contro la criminalità organizzata di stampo mafioso a nord-est. Così il procuratore distrettuale di Venezia Bruno Cherchi ha definito l'operazione At Last, che dalle prime luci del mattino ha visto impegnati oltre 300 uomini della Guardia di Finanza e della Polizia, coordinati dalla DDA di Venezia. Nella città lagunare a Casal di Principe in Veneto orientale, eseguite 50 misure cautelari, 47 in carcere, 3 ai domiciliari e 9 provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo. Un'associazione camorristica, Clan dei Casalesi, radicato sul territorio da oltre 20 anni, via via divenuto sempre più forte, sempre più capace di svolgere non solo attività tipicamente tradizionalmente camorristiche, quali estorsione, l'usura, ma servizi illegali, recupero credito, addirittura la costituzione di imprese, di società finalizzate a fornire la manodopera a costi molto bassi, attraverso l'evasione degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali, società create proprio per fornire manodopera, per ottenere in subappalto lavori, per acquisire ulteriore ricchezza. L'indagine condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste e dalla Squadra Mobile di Venezia ha portato al sequestro di beni per 10 milioni. Tra gli arrestati il sindaco di Eraclea Mirko Mestre per voto di scambio con la Camorra. In carcere anche Denis Poles, direttore di banca a Jesolo. Consentiva ai malavitosi di operare sui conti societari senza averne titolo, concordando l'impiego di prestanome e omettendo sistematicamente di segnalare le operazioni sospette. C'è anche un appartenente alla Polizia di Stato accusato di aver fornito informazioni riservate agli uomini del clan relative ad indagini nei loro confronti, entrando illecitamente nelle banche dati della Polizia. È accusato anche di aver garantito protezione e supporto dopo i controlli di altre forze di polizia. Sono 82 i nomi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare di 1000 pagine messa dal giudice delle indagini preliminari e tra i 32 accusati di associazione a delinquere di stampo camorristico 416 bis ci sono 16 persone residenti a Eraclea, 5 a San Donà di Piave, una a Mestre, 2 a Jesolo, una a Torre di Mosto, una a Fossalta di Piave, una a Musile e una nel Trevigiano a Zerobranco. Fondamentale la sinergia tra le parti coinvolte nell'indagine. Il ruolo è stato della condivisione fin dai primi momenti di tutti gli elementi che poi andavamo a raccogliere nel corso delle attività. Ovviamente la Guardia di Finanza ha una propensione specifica verso la parte economico-finanziaria che, messa insieme ovviamente agli elementi che stavano acquisendo sul territorio la Polizia di Stato, siamo riusciti appunto a porre in essere un'azione molto forte di contrasto a quella che è stata una vera e propria penetrazione nel territorio del Veneto della criminalità organizzata. Criminalità organizzata molto ben inserita nel contesto economico-bancario del nostro territorio. Sentiamo. Questa operazione dimostra una presenza forte, strutturata all'interno della società veneta, non meramente di criminalità organizzata, ma una presenza in ambito economico, in ambito bancario, in ambito politico. Un fenomeno preoccupante, quello dell'infiltrazione camorristica in Veneto, che non vede nessuna distinzione, come evidenziato anche dal procuratore nazionale antimafia De Rao, relativa alla specialità territoriale. La camorra in Veneto, ha detto, agiva esattamente come in Calabria, con un'attività sviluppata in un ventennio. Quello che però ancora di più deve essere sottolineato è il fenomeno, cioè l'accettazione del fenomeno di criminalità organizzata nel Veneto, che è un unicum, cioè ancora non avevamo avuto delle segnalazioni così puntuali della capacità di pervasività della criminalità organizzata. Questo è un grosso problema che certamente farà carico a chi fa le indagini e a chi dirige le indagini, cioè la Procura distrettuale antimafia, ma è un problema anche che deve essere probabilmente studiato, approfondito e anche valutato diversamente da come è stato fatto finora dall'organizzazione sociale. A commissionare le estorsioni per recuperare crediti erano imprenditori e semplici cittadini, quelli all'apparenza insospettabili, ma che non hanno avuto scrupoli nel rivolgersi alla malavita invece che alle forze dell'ordine, consentendo agli esponenti della camorra di radicarsi e rafforzare il loro potere in Veneto, come nel caso di un direttore di banca la cui fidanzata era stata derubata di una borsa con la tesi di laurea e invece di rivolgersi alle forze dell'ordine ha preferito i casalesi, che in 24
24 ore hanno recuperato e consegnato il bottino al bancario. E sono 7 le persone trevigiane o residenti nella Marca coinvolte a vario titolo nell'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra in Veneto. Tommaso Ernesto Pizzo, 52 anni, siciliano, residente fino al 2015 a Zero Branco. Costantino Positò, 63enne, calabrese, residente a Ponte di Piave fino a 4 anni fa. E Franco Breda, 52enne, residente a Vazzola. Sono i 3 nomi di trevigiani finiti in carcere nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra in Veneto. A Pizzo e Positò viene contestata la partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, a Breda il concorso esterno. Nell'indagine veneziana sui tentacoli in Veneto del clan dei Casalesi c'è poi un 57enne residente a Canizzano finito ai domiciliari, obbligo di dimora nella sua abitazione a Ponzano per un 57enne nato in Svizzera. Indagate infine altre 2 persone, uno sloveno 65enne residente a Mogliano ed un 52enne che risiede in centro a Treviso. Il nome di Pizzo a Treviso è legato al falso allarme bomba al tribunale di Via Verdi, quando nel giugno del 2014 l'uomo lasciò nei bagni del Palazzo di Giustizia un pacco sospetto con un post-it con su scritto boom. Una telefonata anonima annunciò la presenza di una bomba. Il tribunale venne evacuato e l'attività giudiziaria restò paralizzata per un'intera mattinata. Ad incastrare Pizzo le telecamere interne di videosorveglianza. Il falso allarme per rinviare l'udienza nella quale veniva messa all'asta la sua villetta. La cronaca, sono passati 4 giorni dalla rapina con l'accetta nel negozio di elettrodomestici a Conegliano. Oggi siamo andati a trovare il titolare che ci ha detto queste parole. Sentiamole insieme. Ecco, entra e me lo trovo davanti, vede che non rispondo, quindi viene verso di me, super minaccioso, e qua cerco di togliergli l'accetta e comincia la colluttazione. Le immagini del ventenne con l'accetta sono ancora nel circuito di videosorveglianza del negozio di Carlo Rizzotti. Sono passati 4 giorni, ma quei terribili secondi sono ancora impressi nella memoria del commerciante. Lui cercava di colpirmi, di fare, io non proprio mi sorprendo di me stesso, insomma, proprio qua cerca di scappare, io lo tengo fermo, qua lo butto a terra e potevo anche colpirlo, ma niente, non l'ho proprio toccato, volevo solo fermarlo aspettando che arrivasse la polizia. Cosa si prova a rivedere queste immagini? Ma sono immagini che insomma non vorrei neanche rivedere, perché insomma inquietudine, come quando è entrato con questa accetta. Tanti sono i commercianti della via che si sono complimentati e lo hanno ringraziato. A farmi complimenti, eccetera, che poi non era neanche il caso, insomma. Comunque sì, solidarietà, certo. Te la farò pagare, gli aveva detto il rapinatore, mentre la polizia procedeva all'arresto. Certo, questo è un timore. Io però voglio sapere, c'è poi il nome della persona che darà l'autorizzazione a farlo uscire. Cioè, questa persona qua ha combinato tanti guai, non è il primo che entro così, ne ha combinati tanti e prima o poi farà altri danni e ci scapperà anche il morto. Sono passati un po' di giorni, lei ha ripensato a quelle scene, forse avrebbe agito diversamente? Che ci penso è proprio logico, perché sono sempre lì a pensarci, però devo dire che farei esattamente tutto quello che ho fatto, cioè non potrei aver agito in altro modo. Mettiamo il caso che io non fossi intervenuto, l'avessi lasciato fare. E oggi starei peggio, perché sarebbe libero, con la paura che torni. Treviso a rischio installazione di decine di nuove antenne telefoniche in zone ad alto impatto visivo. La giunta comunale promette di fare il possibile per evitarlo, ma eredita dalla precedente amministrazione un accordo già approvato con un nuovo gestore. 34 nuovi ripetitori, 24 nuove antenne, giunta di Cassugana infuriata con l'accordo messo nero su bianco dalla precedente amministrazione con una delibera di giunta del marzo 2018 con il gestore telefonico Iliad, quarto operatore in città in cerca di adeguati spazi, solo che il piano approvato che individua le aree in cui installare i nuovi impianti rischia di avere un impatto molto pesante sulla città dal punto di vista visivo, con l'attuale maggioranza che tenterà di sventare un proliferare di
tralicci, ben sapendo però che il coltello dalla parte del manico ce l'ha il privato. 34 nuovi insediamenti vuol dire coprire tutti i quartieri. Ripeto, noi spingeremo per andare verso i tetti dei privati, quindi le abitazioni, i cosiddetti rooftop, oppure all'interno dei campanili, oppure tutte quelle situazioni meno impattanti, sicuramente molto meno impattanti quelle approvate ad oggi. La salute viene tutelata, ripeto, da ARPA, e quindi dal punto di vista elettromagnetico siamo sicuri. È chiaro che quando si posizionano antenne all'interno di un centro abitato, questo vuol dire svalutare completamente l'area in cui viene insediata. In via Venier l'antenna sarebbe dovuta sorgere al centro della rotatoria di Chiesa Votiva, ma il comune ha chiesto e ottenuto dal parroco che il ripetitore sia installato sul campanile. Altro caso emblematico, Piazza del Mozzato. E lì difficilmente riusciremo a spostarla di molto, perché ci sono circa 100 metri di raggio possibile per avere copertura. L'assenso al gestore, continua Manera, non andava dato in questi termini. Dovevano per prima cosa approvare un piano antenne tenendo conto delle nuove tecnologie. Le tecnologie così impattanti ormai nelle città non sono più presenti, stanno andando verso un altro tipo di tecnologia e quindi più limitante dal punto di vista visivo, e questa deve essere la prima cosa da fare, e secondo valutare bene le aree dove inserire le antenne che ci chiedono di essere posizionate. Furente il sindaco Mario Conte, che accusa gli ambientalisti di non aver sollevato la questione perché al governo c'era il centro-sinistra. Allora si preoccupano per 20 metri di rete di un privato che vuole sistemare una sorgente e lasciano belatamente passare un piano antenne devastante per il nostro territorio. Allora quello che noi oggi vogliamo informare è che ci opporremo in tutti i modi a questo piano antenne. Prima andremo ovviamente al dialogo con la compagnia, cercando anche nuove tecnologie meno impattanti, tutto quello che si potrà fare, ma non abbiamo intenzione di accettare alcuna installazione su luoghi non concordati, non previsti, e soprattutto su luoghi altamente impattanti per quanto riguarda la salute e anche l'impatto visivo. E restiamo in città, Consiglio Comunale rinviato, forse per togliere la maggioranza dall'imbarazzo della mozione anti-aborto. Così ieri sera l'ex vice sindaco Grigoletto, che propone all'assessore Tessarollo: riscriviamola insieme. Io mi sentirei, se permette, proprio in questa sede a 20:10 di fare una proposta diretta all'assessore. Penso che proprio l'assessore sia la persona più indicata in questo momento per uscire da questa impasse, questa difficoltà, e farsi lei promotore di apertura, quindi di una disponibilità ad aprire un confronto con tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, proprio per elaborare insieme un testo, diciamo così, di politica sociale, non di politica ideologica, propagandistica come c'è per il testo di Zanini, ma di politica sociale sul tema del sostegno alla maternità, alle famiglie, eccetera, e di lavorare appunto per elaborare questo testo che sostituisca questa mozione e che sia un testo concreto, laddove si indichi davvero quali sono le strade che si possono perseguire da parte di un comune per essere di aiuto davvero alle famiglie trevigiane. Influenza, sono ancora molti gli accessi agli ospedali della Marca per le complicazioni causate dal virus. A Conegliano l'influenza ha fatto un'altra vittima, è morta una donna di 50 anni. Non ce l'ha fatta, il suo fisico duramente provato dalla lotta contro un tumore non è riuscito a superare l'influenza. È morta così all'ospedale di Conegliano una donna di 50 anni ricoverata da giorni nel reparto di terapia intensiva dopo essere stata contagiata dal virus influenzale. È la terza vittima dell'influenza nella Marca di quest'inverno, l'11ª in Veneto, e se il picco dell'epidemia è stato raggiunto la scorsa settimana, non è detto che il peggio sia passato. L'influenza di tipo B, infatti, deve ancora arrivare, ed il timore è che se questo ceppo dovesse diffondersi si potrebbe verificare un secondo picco dell'epidemia. Al momento comunque a far paura è soprattutto il virus AH1N1, il cosiddetto virus della suina che tante vittime causò nella pandemia del 2009. Nel territorio dell'ULSS 2 della Marca ci sono diverse persone tuttora ricoverate in condizioni gravi nelle rianimazioni degli ospedali trevigiani a causa delle complicanze dell'influenza. Piccolo influenzale siamo ancora purtroppo a livelli elevati, noi speriamo che i primi di marzo vada un po' a ridursi, però ancora oggi abbiamo tanti accessi legati all'influenza. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco.
Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Bombe della Grande Guerra incustodite incautamente da un collezionista di Crespano. Oggi quelle granate sono state fatte brillare. Vediamo. Fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Quelli che stiamo vedendo al lavoro sono gli operatori CMD, ossia Conventional Munition Disposal del 3° Reggimento Guastatori glorioso di Udine. Ebbene, loro stanno cercando di mettere in sicurezza definitivamente, insomma fare saltare e rendere una volta per tutti inerti il materiale che è stato trovato a casa di un signore che con grande imprudenza si teneva decine e decine di proiettili d'artiglieria in casa. Adesso ci stiamo avvicinando maggiore al fornello dove viene fatta la parte più delicata dell'attività. Sì, la distruzione in massa di ordigni, in particolare sono granate d'artiglieria di diverso calibro che verranno distrutte appunto in fornello. Sono 22 granate da 75 mm di diversa nazionalità, sia italiana che austriaca. Qui abbiamo una granata da 90 mm e una granata da 70 mm, questo è tutto il materiale che verrà distrutto oggi. Che cosa state facendo esattamente? Stiamo delle cariche di TNT da 500 grammi, per la precisione 1 kg di esplosivo, sono 2 cariche da 500 grammi che serviranno per innescare le granate che sono qui a terra. C'è bisogno di tanto esplosivo così per far brillare queste? È previsto mezzo chilo per ogni granata, noi praticamente ne stiamo utilizzando 1 chilo per ogni 2 granate. Quindi serve proprio per evitare che alla fine ci sia anche, sia pur la minima possibilità che non sia. Il termine tecnico è esplosione per influenza. Una buca di 3-4 metri, si cerca di andare più giù possibile perché la problematica principale dell'esplosione sono l'eventuale proiezione di schegge. Si cerca di evitare quanto più possibile appunto il botto, come ha detto lei, nel senso di evitare la proiezione di sia terreno che schegge del materiale. Qui stiamo vedendo esattamente il momento in cui gli operatori stanno spostando il materiale all'interno del fornello. Attenzione! Brillamento! Pronti per il fuoco? 3, 2, 1, fuoco! Quella che vedete è la ruspa che sta per chiudere il fornello e quindi l'esplosione è definitiva, ma noi possiamo dire anche che per quanto riguarda questa attività solo lo scorso anno sono stati fatti oltre 3.000 interventi per oltre 8.000 ordigni nella zona di competenza, un lavoro enorme, quotidiano, che serve a tutta la collettività e che naturalmente vede un enorme sforzo da parte dell'esercito. Gli studenti del liceo Marconi di Conegliano batteranno al tappeto tutti gli esercizi commerciali della città del Cima per un progetto di alternanza scuola-lavoro. Sentiamo di cosa si tratta. Uno dei problemi maggiori del nostro paese è correlato al ridotto uso delle nuove tecnologie digitali nei piccoli e medi esercizi commerciali ed artigianali nel nostro territorio. Per recuperare il gap che ci separa rispetto agli altri stati europei, la Camera di Commercio e l'Ascom Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Conegliano, hanno deciso di utilizzare gli studenti del liceo Guglielmo Marconi per un progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti visiteranno gli esercizi commerciali presenti nella città del Cima, realizzando in ogni negozio una breve intervista, con lo scopo di comprendere il grado di conoscenza e di utilizzo di alcuni strumenti digitali. Bisogna fare prima un bel sondaggio che i ragazzi faranno per poi creare una rete di negozi 2.0. Ecco, noi pensiamo veramente che questo sia l'unico futuro possibile per il commercio nel centro storico. Il progetto ha inoltre l'obiettivo di unire il digitale e l'impresa come un importante scambio di opportunità. Conegliano, come tanti altri centri, ha bisogno di programmazione e pianificazione, questo a lungo termine, solo così le imprese si possono attrezzare e il digitale è un passaggio obbligato. In questo momento particolarmente difficile, il digitale può essere un'arma vincente per il commercio.
La materia è una materia nuova, il governo era intervenuto a suo tempo, il governo Renzi, per stimolare la digitalizzazione all'interno del mondo dell'impresa. Il mondo del commercio ovviamente è quello che a mio avviso ne risente di più di questa evoluzione, perché vediamo la chiusura di tanti negozi è proprio data all'e-commerce, quindi alle aziende che chiudono i battenti e magari con un magazzino ti danno la merce a costi inferiori rispetto che andarla a comprare nei negozi tradizionali. Conegliano tra l'altro sta soffrendo questo perché è assediata da centri commerciali, ma non siamo solo assediati dai centri commerciali, ma quello che troviamo nel web ovviamente è una concorrenza ad armi impari e quindi bisogna capire la geografia di questo comune, di questa realtà, per poter dare delle risposte e delle soluzioni. Ed era questo l'ultimo servizio, tra poco torna 20:10, ospiti in studio Riccardo Barbisan della Lega e Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto poche novità, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si esclude tuttavia qualche foschia o nebbia al mattino sui settori meridionali. Temperature minime comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime comprese tra i 6 e i 10 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà variabile con qualche alternanza di sole e nubi a carattere sparso. Su pianura e costa possibilità di foschie e nebbie persistenti. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime comprese tra gli 8 e i 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 13 e i 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.